Renzo Rosso è tornato a casa, proprio lui che, giramondo com'è, potrebbe ben dire di aver messo radici dappertutto, ma da vero imprenditore glocal qual è, nel giro di poche ore il re dei jeans ha twittato dapprima il suo entusiasmo per l'ingaggio dello stilista John Galliano nello staff della sua Only the Brave e poi la sua riconoscenza all'Unione Piccoli Artigiani di Padova per l'incontro pubblico organizzato a Piove di Sacco. Eccolo infatti sul palco del Cinema Marconi, dove l'industriale nato a Brugine ha presentato il suo libro Red Volution e ha rivisto quella che definisce la mia comunità. È bello che ancora parlo questa lingua, è bello che ricordiamo le cose che abbiamo passato insieme, è bello vedere la scuola che ho frequentato, è bello vedere questo teatro dove venivo al cinema da piccolo. L'uomo di quelli che non dimenticano le proprie origini, difatti ha annunciato l'intenzione di avviare un sistema di microcredito per il Veneto per aiutare gli artigiani del nostro territorio ed è pronto a mettere a disposizione la sua visione. Visto che ho della gente molto fresca, moderna, poi globale, che vive assieme a me tutti i giorni, quindi sicuramente qualche direzione buona penso di essere in grado di darla. Ma niente politica. Mi hanno chiesto poi anche di poter partecipare al governo in posizioni molto importanti, ma non fa parte del mio carattere. La politica ai politici e per la regione potrebbe essere sfida fra Luca Zaia e Alessandra Moretti. Auguro che vinca sicuramente chi può dare veramente una mano a questa regione a diventare migliore di quello che già è.